vogliamo dare e pensiamo di ricevere. No, Ma che arrabbiate? siamo delusi, la delusione, la delusione. Ci vogliono perché regole, vogliamo le pagare? regole, ma non con le parole. Ma le solo. regole? Cioè, ma mi come faccio a metterle se non governo? Ecco, Bisogna Sì, che governa. ecco. Ho girato tutti i 579 comuni del Veneto e non l'ha fatto nessuno. Adesso datemi la possibilità di governare e vediamo se vi deluderò. Secondo me no. Arrivederci. Sei tu Alessandra Moretti, no? Qua. Piera. Alessandra, molto piacere. Buongiorno, mi sento un po' imboscati. Io No, ma infatti ho detto non mi qua è parli se bello, la- bellissimo, però qua la strada finisce, così che fate un Come po' fatica. facciamo? Dobbiamo andare indietro. Anche a Cogollo ci si può perdere. Poi ti tieni sempre in macchina e dopo ti attiri fuori. Quando che arriva a Moretti ci credo talmente tanto che mi dimetto subito dal Parlamento europeo. Siamo in confine con Trento, quindi tutte le problematiche dell'alta montagna, del piccolo comune, abbiamo problemi a spendere quei pochi soldi che abbiamo. Perché da 40 anni o 30, quello che lei chiama la regione, non ha mai pensato a un assessorato per la montagna. C'è bisogno soprattutto di onestà, perché i veneti sono persone oneste, sono persone che si rimboccano sempre le maniche, non sono dei lagnoni. Riflettere assieme su come riorganizzare i territori. Io rivendico il diritto di un cittadino di cambiare idea, anzi il fatto che mi dica io che ho votato Luca Zaia nel 2010, oggi voto la Moretti perché Luca Zaia non ha fatto, non ha vigilato, non ha controllato, non ha utilizzato i soldi pubblici in maniera trasparente, non ha realizzato un'opera infrastrutturale. La scelta deve essere legata a una visione e magari fa anche male lì per lì la scelta. Ma se è strategica per lo sviluppo del futuro, per il lavoro dei ragazzi, per i servizi sociali, allora la faccio. Vi invito a collegarsi con il sito e a vedere tutte le proposte, i tagli dei costi della politica, la trasparenza, la sanità e il sociale, c'è tutto. Basta eleggere la donna giusta. E siccome di donna giusta ce n'è una, basta.